Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Una domenica, quella di oggi, che si apre con una tragica notizia, quella dell'ennesima tragedia, dell'ennesimo incidente mortale che si è verificato lungo la Romea. La tragedia è accaduta questa mattina, poco prima delle 7, quando un ragazzo di 20 anni, Carlo Boscolo, residente a Rosolina, è morto alla guida della sua auto dopo essere uscito di strada mentre percorreva la Romea all'altezza di Sant'Anna di Chioggia in direzione Ravenna. Dal 4 marzo scorso, pensate, si tratta della quinta vittima sulla Romea. A dare la notizia della tragedia è stato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Sul posto dell'incidente, che si trova proprio all'intersezione con la vecchia Romea, sono intervenuti i vigili del fuoco di Chioggia, gli operatori sanitari del 118 con il soccorso del SUEM e di Carabinieri. La strada è rimasta chiusa per i rilievi ed i soccorsi. Purtroppo però, nonostante le manovre di rianimazione per il ventenne, non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, della dinamica dell'incidente, l'uscita di strada sembra non avere coinvolto altre macchine. La morte del ragazzo, che appunto era di Rosolina, arriva ad una settimana dalla notizia della scomparsa del motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, 62 anni, e a 8 giorni da quella del centauro 34enne Andrea Favaro di Oriago di Mira, entrambi morti in incidenti sulla Romea. Ed è stata fissata la data dei funerali del 17enne di Bolzano Bellunese, che è morto l'altra notte in un incidente con la moto. Verranno celebrati martedì pomeriggio. Sentiamo. Una gran frenata, un gran botto. Allora sono sceso, però non ho visto il ragazzo. Sono andato un po' più in giù e ho visto il solo bianco. Un boato nel cuore della notte, poi il silenzio. È così che si è consumata l'ennesima tragedia sulla strada, la terza croce nello stesso luogo, a Bolzano Bellunese, nel giro di pochi anni. La vittima è Thomas Darold, un ragazzo che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo ottobre. Lo schianto è accaduto poco prima della mezzanotte. Thomas stava rientrando a casa a Maresse di Belluno dopo essere sceso da Bolzano Bellunese in sella alla sua Yamaha 125. Per cause che i carabinieri stanno ancora ricostruendo, ha perso il controllo della moto, uscita di strada fino a schiantarsi contro uno dei due pali di sicurezza all'altezza dei civici 191 e 193. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio attorno a mezzanotte e mezza. Sul posto è intervenuta l'ambulanza dell'ospedale San Martino di Belluno, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del radiomobile di Belluno, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell'incidente. La notizia si è diffusa in poche ore, lasciando sgomenta la comunità di Maresse, dove Thomas viveva con i genitori e la sorella. Il padre lavora come meccanico a Vignole, la madre è infermiera. La famiglia si è chiusa nel dolore mentre amici e conoscenti si stringono attorno ai loro cari. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 16 nella chiesa di Antole. La tragedia ha colpito anche lo staff della Crono Rifugio Settimo Alpini. Thomas collaborava con gli organizzatori e con ogni probabilità aveva preso parte proprio ieri sera all'ultima riunione per definire gli aspetti organizzativi della gara di corsa in montagna in programma domani. Una manifestazione che dopo la sua scomparsa è stata annullata in segno di lutto. Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Bellunese e una comunità intera che si ritrova ora a fare i conti con un dolore difficile da raccontare. E si trova ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello di Treviso la ragazzina di 12 anni che nel tardo pomeriggio di giovedì ha perso il controllo della sua bici finendo contro un albero a Colle Umberto. La ragazzina stava rientrando a casa dal Grest con il fratellino quando, percorrendo la strada che collega il centro di Colle Umberto alla frazione di San Daniele, ha perso il controllo della bici finendo contro uno degli alberi. A bordo strada sono stati gli
automobilisti in transito a dare per primi l'allarme. Ai soccorsi sul posto si è precipitato l'elicottero di Treviso Emergenza con l'automedica, mentre i genitori della ragazzina e gli animatori del Grest accorrevano sul luogo dell'incidente. Ed un'altra tragedia si è verificata ieri pomeriggio nel Trevigiano. Siamo a Tarzo, un deltaplanista è precipitato tra i vigneti, a morire un 53enne residente a Firenze. Non è entrato, era troppo basso, non è arrivato dentro in campo, è andato su per il vigneto. Purtroppo la fatalità avrà preso un palo della vigna, qualcosa. Non è escluso che possa aver avuto un malore in fase di atterraggio il 53enne che ha perso la vita schiantandosi con il deltaplano in un vigneto in località Molino, a Fratta di Tarzo. L'incidente intorno alle 15:30. Originario di Bolzano ma attualmente residente a Firenze, il pilota Thomas Pizzedas ha perso il controllo del deltaplano arrivando troppo corto verso la sua destinazione, il campovolo distante poche centinaia di metri. Inevitabile l'impatto con i pali e quindi la rovinosa caduta al suolo. Il velivolo ha cartocciato, il corpo esanime a terra. La chiamata al SUEM 118 è partita immediatamente, ma l'uomo è di fatto morto sul colpo, così come hanno accertato i sanitari del SUEM 118, intervenuto con ambulanza, automedica ed elisoccorso da Treviso, che ha poi fatto rientro vuoto alla base. Avete volato assieme ieri? Sì, ieri abbiamo volato insieme, sì. E qui ci si lancia da dove? Si lancia su dal piano delle femmine o dalla posa. Sul posto anche una squadra del soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane e i carabinieri del nord di Vittorio Veneto e della stazione di Cison di Valmarino per i rilievi dell'incidente. Non abbiamo un motore, quindi non possiamo, una volta che abbiamo impostato l'atterraggio è difficile correggerlo, perché non avendo un motore, una propulsione, noi dobbiamo atterrare. Una volta che abbiamo impostato l'atterraggio bisogna fare quello, cercare di, se siamo nei guai, limitare i danni, insomma. Ed è giallo a Mirano, nel Veneziano, dove è stato rinvenuto ieri il corpo senza vita di un uomo sulle acque del Muson. Finora non è stato ancora possibile dare un'identità alla vittima e non risultano denunce di scomparsa negli ultimi giorni. Sentiamo. Stava passeggiando lungo l'argine del Muson quando ha visto galleggiare sull'acqua il corpo di un uomo. È stato un cittadino di Mirano ad allertare i soccorsi tra le 6 e le 7 del mattino, intervenuti sulle rive del fiume che attraversa il paese nel tratto all'altezza di via Bastia Fuori. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Venezia e dai sommozzatori del 115 di Vicenza. Ci siamo svegliati con questa triste notizia. E purtroppo il corpo recuperato era in stato di decomposizione, per cui non si è riusciti a risalire l'identità della vittima e le indagini sono in corso, verrà fatta l'autopsia. La salma infatti potrebbe essere rimasta in acqua per giorni. L'uomo è stato trovato a torso nudo, senza scarpe e senza nessun documento con sé. Solo l'autopsia, che sarà svolta nelle prossime ore, potrà rivelare l'identità della vittima. Sul fatto indagano i carabinieri. Negli ultimi giorni sul territorio non sarebbero state presentate denunce di scomparsa, ma il raggio delle indagini però non resta confinato solo al territorio di Mirano, perché non è escluso che la corrente possa aver spostato la vittima. Rimane il fatto che una persona non c'è più e questo dispiace, insomma, il cordoglio va alle persone che lo conoscevano e che ancora non sanno che è lui, insomma, questo è un po' anche un piccolo dramma. Ecco, quando avremo più notizie vedremo da farsi. E tragedia sulla spiaggia di Bibione, dove un turista slovacco di 77 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre faceva il bagno. Inutili tentativi di rianimarlo. La moglie appresa la notizia è stata colta da arresto cardiaco all'ospedale. Anche una terza persona, un parente, che si è sentito male dopo aver saputo della tragedia. Aveva 77 anni il turista slovacco che ha perso la vita mentre trascorreva un periodo di vacanza a Bibione con la famiglia.
L'uomo è rimasto vittima di un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia con la moglie. I primi sintomi del malore, che poi si rivelerà fatale, si sono manifestati mentre stava facendo il bagno in mare, poco prima di mezzogiorno. Il bagnante è stato immediatamente soccorso. Assieme al personale di salvataggio sono intervenuti i medici del SUEM di Via Maia e gli agenti della polizia locale, del comando accanto al punto di primo soccorso dell'US 4 per l'assistenza e il coordinamento delle operazioni di emergenza. L'elicottero ha calato un operatore con il verricello sulla spiaggia di Piazzale Zenit. Al 77enne è stato praticato un lungo massaggio cardiaco che purtroppo si è rivelato vano. La polizia locale si è occupata di rilevare il decesso. La moglie e un altro bagnante, colti da malore, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale con il supporto dell'elicottero del 118. Ed ora un tema di grande attualità, sempre ma in modo particolare in queste settimane d'estate, quando si sono davvero intensificati gli episodi di truffe, soprattutto nei confronti delle persone anziane. Abbiamo qui con noi in studio, lo ringrazio per essere venuto appunto come ospite del nostro telegiornale, Patrick Antonello, comandante della Polizia Locale di Treviso. Comandante, allora un fenomeno particolarmente odioso, questo delle truffe agli anziani, che nelle ultime settimane sembra davvero conoscere un'esplosione, insomma, di casi e di episodi che si stanno verificando a Treviso, ma un po' in tutta la regione. Purtroppo è vero, è un fenomeno che in qualche modo non è mai completamente scomparso e ci sono periodi come questo in cui si intensificano questo genere di situazioni. Il vero problema è che questo è un periodo in cui magari tante persone possono essere in vacanza o preparare tutto ciò che serve per lasciare casa e partire per Lidi o altre mete, e magari si lascia le case vuote, ma molto spesso anche persone magari anziani che magari nel frattempo si devono in qualche modo riabituare a gestire il proprio quotidiano, e nel proprio quotidiano si insinuano questi soggetti truffatori, perché vanno chiamati per quello che sono, e tentano appunto di evidentemente riuscire a insinuarsi in quella che è la fiducia che c'è nel prossimo di queste persone, e attraverso stratagemmi sicuramente cercare di spillare loro denari, monili, piuttosto che altri oggetti di valore. E questo è una cosa veramente non solo fastidiosa, ma direi proprio odiosa. Ecco, uno degli stratagemmi più utilizzati è quello del falso rappresentante delle forze dell'ordine, quindi questi truffatori si fanno forza anche di, come dire, quella sorta di timore che incute nella persona, no? Oppure la fiducia che la persona ripone in chi indossa una divisa. Proprio negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi con il classico stratagemma del finto carabiniere. Alla fine è andata male per il truffatore. Sentiamo quindi che cosa è successo proprio l'altro ieri in provincia di Treviso. Ecco, dovremmo avere il servizio perché è stato intercettato, no, dai carabinieri un truffatore che era sfuggito all'ALT della polizia locale di San Biagio di Callalta, proprio perché nell'auto aveva il provento di una truffa appena messa a segno ai danni di un'anziana. Vediamo cosa è successo. Non è servita la rocambolesca fuga di un uomo accusato di truffa aggravata fingendosi carabiniere. In seguito è raggiunto e bloccato da un vero carabiniere, il comandante della stazione di Vicenza. Assieme ai militari della sezione operativa del nucleo radiomobile, gli uomini dell'Arma sono riusciti ad arrestare in flagranza di reato un soggetto pericoloso e recidivo, dedito a truffare soprattutto anziani, sottraendo loro oggetti preziosi custoditi in casa. E proprio a seguito della denuncia di una coppia di Vicenza a cui l'uomo si era falsamente presentato come incaricato della Procura della Repubblica, il pronto intervento del comandante, nonostante fosse fuori servizio, ha permesso di intercettare il malvivente. Vistosi braccato, ha tentato di spingere e malmenare il militare pur di guadagnarsi la fuga.
Con sé aveva ancora la refurtiva che è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari. A seguito di una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori monili e gioielli occultati all'interno di indumenti per un valore di 50.000 euro. Il criminale è stato arrestato per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. È stato infine trasferito alla casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ecco, questo è quanto accaduto a Vicenza, un copione quindi che si ripete un po' in tutte le province. Vediamo ora quanto è successo nel Trevigiano. Una situazione davvero che ha sfiorato anche un pericolo, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Intercettato dal Targa System a bordo di un'auto già segnalata per furti, non si è fermato all'ALT della polizia locale. Nell'inseguimento tra Cavrie e Breda di Piave che ne è seguito, ha cercato di darsi alla fuga speronando i vigili. Infine ha abbandonato la macchina in un vigneto scappando a piedi. Non l'ha però fatta franca un 22enne di origini campane che i carabinieri di San Biagio, andati immediatamente in supporto, hanno rintracciato poco dopo e denunciato, non solo per resistenza a pubblico ufficiale ma anche per truffa aggravata. Nella vettura infatti la sorpresa, diversi monili in oro che il giovane aveva appena sottratto con la truffa del finto carabiniere a un'anziana di 84 anni nella stessa zona in cui è partito l'inseguimento, quella di via Santo Menna. Questione di minuti, provvidenziale l'intervento delle forze dell'ordine. È stata fatta giustizia e la vittima ha potuto anche riavere la refurtiva. Ovviamente rimane il grande spavento in queste circostanze e rimane alta l'attenzione sul tema delle truffe, soprattutto per le persone maggiormente vulnerabili. Finto carabiniere, finto incidente, truffa dello specchietto, gli episodi si susseguono. La sindaca torna a chiedere di fare attenzione a chi si presenta alla porta chiedendo soldi o preziosi. E lo stesso appello vale anche per la truffa che riguarda le carte di identità cartacee. Abbiamo constatato che ci sono delle persone che si spacciano per dipendenti comunali che vanno a casa soprattutto delle persone anziane. Ecco, nessun dipendente comunale si reca a casa delle persone, quindi mi raccomando, prestiamo davvero molta attenzione. Nel caso del truffatore intercettato, fondamentale è stato il ruolo dei rilevatori di targa. La nostra azione sarà quella ancora di più di implementare il sistema di videosorveglianza. Abbiamo visto che funziona e quindi nonostante questo non possa essere un deterrente a monte, lo è sicuramente perché riusciamo anche nei casi più spiacevoli a riuscire ad intercettare queste persone ed allontanarle dal nostro territorio. Ecco comandante, le tecniche sono le più variegate, abbiamo sentito il finto carabiniere, il finto addetto della procura, il finto dipendente del comune, ce n'è davvero di tutti i tipi. Sta di fatto che nonostante tutti gli avvisi purtroppo molte persone, anziane appunto soprattutto, continuano a cadere nelle grinfie di questi delinquenti. Sì, purtroppo accade, però se mi consente vorrei ricordare un elemento fondamentale. Questo accade nel momento in cui si dà fiducia e soprattutto si aprono le porte della propria abitazione. Quindi una delle cose che mi sento di suggerire a tutti coloro che ci ascoltano è appunto di poter parlare, interloquire con chiunque dovesse affacciarsi al cancello di casa o alla porta di casa e cercare di chiedere spiegazioni e nel dubbio prendere in mano il telefono e chiamare il 112 per chiedere informazioni e segnalare quello che sta accadendo. E questo perché? Perché nel momento in cui queste persone superano il cancello di casa, la porta di casa, riescono ad insinuarsi all'interno della propria abitazione, nella zona privata in cui le persone abitano, lì il rischio aumenta notevolmente. Molto spesso queste persone non agiscono da sole e agiscono con diciamo dei complici, a volte 2, quindi sono le persone, a volte addirittura 3. Quindi è proprio il caso di prevenire chiedendo tutte le informazioni necessarie, ma non solo, tenendo fuori da casa queste persone finché le cose non sono chiarite. Quindi questo è il mio consiglio principale.
Ecco, uno degli espedienti solitamente più utilizzati è anche quello di agganciare preventivamente con delle telefonate, perché sappiamo tutti come purtroppo di telefonate ne arrivino di tutti i tipi, sia a casa sia sul cellulare, quindi telefonate moleste, magari alle volte non si dà peso, altre invece che finiscono poi per far sì che l'anziano dia la propria fiducia a chi lo chiama al telefono, proprio perché magari si finge un carabiniere oppure fa leva sulla paura, magari millantando un incidente accaduto ad un parente, ad un familiare. Verissimo, i sentimenti sono un qualcosa su cui fanno leva queste persone, provano a far breccia attraverso la telefonata, accade frequentemente, e con questa telefonata quindi in qualche modo raccontano la storiella e creano quel sentimento sulla persona che, come ha detto lei giustamente, a volte ha paura, timore di qualcosa, e preparano il terreno. Dopodiché è molto probabile quindi che per passare i fatti si affaccino suonando, come si diceva poco fa, al campanello di casa o al cancello, e si presentino, ma è proprio lì che bisogna riuscire a tenerli distanti. In ogni caso già la telefonata è qualcosa su cui si può operare fattivamente. Il consiglio che posso dare è di prendere le cose con calma, ripeto, chiedere informazioni e non farsi prendere dal momento, dall'emotività, perché queste persone puntano assolutamente a quello. Le urgenze non si risolvono tendenzialmente al telefono e comunque c'è sempre il tempo di riverificare ciò che è stato raccontato. Quindi prendete le informazioni del caso, appuntatevi tutto, compresa l'ora in cui la telefonata è stata fatta e se possibile anche il numero chiamante, e chiamate il 112 per togliersi eventuali dubbi o ricevere eventuali consigli. Ecco, magari anche per far sì che venga preso con le mani nel sacco il truffatore, perché è successo anche questo. Fortunatamente ci sono anche degli anziani che sono particolarmente attenti, stanno seguendo anche tutti questi consigli e con la loro telefonata alle forze dell'ordine sono riusciti anche a far catturare queste persone. Voi come Polizia Locale di Treviso, comandante, peraltro siete stati anche attivamente impegnati con degli incontri che avete fatto presso i centri anziani, presso strutture del territorio, proprio per dare tutta una serie di informazioni. C'è anche una sorta di vademecum, magari la nostra regia può anche farlo vedere, così forniamo anche ai nostri telespettatori queste indicazioni sicuramente molto importanti. Certo. È così, la Polizia Locale è impegnata da sempre anche nel dare la propria disponibilità a incontri che non sono necessariamente da definirsi formativi, ma comunque incontri utili per dare delle informazioni. Ci è capitato di fare questo tipo di attività anche presso le residenze per anziani. Perché? Perché ce ne sono molte in cui le persone si appoggiano diciamo per il pernottamento, ma durante il giorno frequentano la città, incontrano persone anche all'esterno di queste strutture, quindi non necessariamente sono sempre tutelate dalle strutture, e quindi abbiamo dato loro nel tempo alcuni consigli anche appunto per come approcciarsi con le persone che eventualmente finiscono per avvicinare le persone per strada. Ecco perché, comandante, di come comportarsi a casa con le telefonate, chi bussa alla porta l'abbiamo detto, ma ci sono anche diverse altre situazioni potenzialmente, come dire, pericolose, potenzialmente a rischio. La banca, la posta, l'abbiamo visto nei consigli che avete dato, ma anche proprio nei comportamenti quotidiani per la strada. Alle volte questi truffatori agganciano proprio le persone anziane per la strada.
dalla truffa dello specchietto al parcheggio del supermercato, no? Ne sentiamo tante anche lì. Ne sentiamo, sì, ne sentiamo, perché effettivamente questi casi poi arrivano ad esserci anche raccontati, purtroppo quando sono già successi, e quindi evidentemente anche questo è un sintomo che è qualcosa per il quale si sta facendo molto, ma non è mai abbastanza. Bisogna che ci sia il singolo o comunque le persone imparino progressivamente un po' alla volta ad autotutelarsi. E, come ha detto lei, per strada ci possono essere più momenti, dalla banca piuttosto che allo sportello bancomat ATM, al quale arriviamo per fare un prelievo e da subito siamo potenzialmente a rischio nel momento in cui digitiamo un codice e magari qualcuno alle nostre spalle sta cercando di carpire visivamente qual è il codice che viene digitato, piuttosto che andarsene con i denari appena raccolti e mettersi a contarli e dare la possibilità a chiunque di vedere che quella persona ha appena fatto un prelievo al bancomat, e quindi diventa anche una sorta di stimolo per coloro che hanno, diciamo, cattive intenzioni. Quindi l'evidenza di alcune cose è bene proprio non darla. C'è la tecnica dello specchietto, ossia il finto urto nell'incrociare un'altra macchina, per cui poi la persona viene raggiunta da un personaggio di certo non raccomandabile che dice: tu mi hai rotto lo specchietto, allora che facciamo? Ci mettiamo d'accordo, se no io chiamo la polizia, chiamo i carabinieri, dopo ti ritirano la patente, eccetera, eccetera. Tutte cose assolutamente non vere, perché anche se mai vi fosse un danno di questo tipo sono le assicurazioni che se ne occupano in piena serenità, ma a quel punto riescono a farsi dare dei denari in contanti perché la persona cerca il cosiddetto quieto vivere. La tecnica dell'abbraccio, cioè alcune persone facendo finta, cioè vengono incontro ad altre, facendo finta di conoscerle, le abbracciano in un momento che in qualche modo è emotivamente importante perché c'è un contatto fisico, ma sembrerebbe essere un abbraccio tra due persone che poi evidentemente non si conoscono, però è quello momento in cui viene magari tolto il portafoglio piuttosto che il telefonino, piuttosto che altri oggetti, e sono veramente molto abili. Quindi attenzione anche a queste situazioni e, come dire, distanziarsi subito, immediatamente, qualora succedesse. Ecco, c'è qualche episodio anche recente, comandante, che è accaduto, che diciamo possiamo ricordare anche proprio come esempio per chi ci ascolta da casa, per stare attenti? Allora, sì, nel senso che questi casi purtroppo, come le dicevo, accadono e quindi ne veniamo a sapere di continui. Diciamo, uno dei più recenti è quello per il quale siamo stati informati. Una coppia di persone che abitano in città sono state preventivamente raggiunte dalla telefonata di qualcuno che diceva di essere una forza di polizia e comunque di avere la necessità di andare a fare una perquisizione in casa alla ricerca di una qualche prova di un reato commesso da loro, coppia di anziani. Perché? Perché dicevano che erano stati trovati degli elementi per cui su una scena di un reato riconducevano a loro, cosa assolutamente non vera. Poi alla fine che cosa è successo? Queste persone si sono effettivamente presentate dopo poco, hanno suonato il campanello e è stato aperto loro la porta, la famosa porta che una volta aperta diventa il momento veramente critico. E da lì queste due persone hanno potuto fare quello che volevano, ossia da un lato hanno distratto e dall'altro intanto un'altra persona arraffava quelli che erano, diciamo, i loro oggetti importanti e preziosi. E queste sono le cose che fanno veramente male. Quindi anche qualora dovesse succedere una cosa del genere, ribadiamo quello che dicevamo un attimo fa, la telefonata, prendiamo appunti e se abbiamo qualche dubbio, e mi raccomando, analizzate bene la situazione, fate una chiamata al 112. Ecco, perché peraltro sono degli episodi particolarmente odiosi questi, perché oltre al danno, diciamo, materiale della refurtiva che viene sottratta a queste persone, c'è tutta l'implicazione psicologica. Sono persone anziane che
scoprendo di essere cadute nella trappola del truffatore possono cadere anche in forte depressione, oppure magari temono di essere per esempio messi in casa di riposo, oppure di non essere più in grado insomma di badare a se stessi. Quindi anche dal punto di vista psicologico per un anziano è particolarmente impattante un reato di questo tipo, al di là del danno insomma materiale. È assolutamente così. Parlando con queste persone si scopre che stanno vivendo un momento emotivo, intimo, fortissimo, un senso di vergogna, per il quale addirittura si limitano a dare informazioni perché non vogliono far scoprire ciò e dire quindi ciò che è successo, perché si ritengono come dire, essere stati magari degli sciocchi perché si sono fatti, mi lasci passare questo termine, fregare così facilmente. Non è così, cioè non va persa la fiducia in se stessi, non si deve aver timore di raccontare o denunciare questo genere di eventi. Il problema che diceva bene lei o il rischio che ci può essere è che questi fenomeni di cui stiamo parlando in realtà siano di più rispetto a quelli che vengono... Ci sia un sommerso proprio perché per vergogna le persone non denunciano. Proprio così. Rispetto al censito che viene fatto attraverso la querela, la denuncia querela, potrebbe esserci qualcuno che proprio per questi sentimenti che si arriva a vivere a seguito di questi fatti poi non abbia il coraggio di denunciare. E questo è ancora più grave, no, certo. Comandante? Anche perché, se mi consente, perdiamo informazioni. Come organi di polizia, nel momento in cui riceviamo una querela da parte di qualcuno, chiaramente più delle volte ad opera di ignoti, però riceviamo delle informazioni che sono informazioni utili per capire verso chi rivolgere l'attenzione in qualche modo. Ci sono sempre degli elementi che possono aiutarci, magari per il caso specifico, nel caso per il quale è stata fatta la denuncia, ma anche magari per i fatti futuri. Quindi è bene farlo. Si è anche parlato proprio a proposito di indagini di questo fenomeno, insomma, delle truffe come nuova frontiera della criminalità organizzata, proprio perché assicura come dire, guadagni, dei proventi in contanti, sicuri, rapidi, difficilmente tracciabili anche, senza correre poi alla fine grossi rischi, perché anche penalmente non è un reato così grave come altri, no? Certamente, ha fatto bene a dire, si tratta di reati, perché non l'avevamo ancora detto, ma la truffa in particolare aggravata è comunque un reato inquadrato dal codice penale e quindi punito, però effettivamente c'è diciamo, il dubbio che questo genere di situazioni in qualche modo, al di là della periodicità di cui parlavamo all'inizio, accadono per questioni stagionali, ma anche perché magari si vede che effettivamente si fa prima a far così e si rischia meno. Quindi diciamo che è assolutamente un fenomeno deprecabile e assolutamente da contrastare. Attraverso che cosa? Attraverso diciamo, le informazioni, attraverso l'attività di polizia che viene svolta quotidianamente da tutte le forze in campo e dalle informazioni che noi riusciamo a ricevere da parte degli utenti. Degli utenti che devono quindi stare particolarmente attenti. C'è una stagionalità, dicevamo, purtroppo quella estiva è una di quelle diciamo maggiormente battute proprio per le ragioni che si dicevano prima, così come per esempio prima delle festività natalizie, anche lì è un altro momento nel quale i truffatori si scatenano. Allora ci auguriamo insomma che questi suggerimenti possano essere d'aiuto a chi ci sta seguendo da casa, proprio perché è importante tenere altissima l'attenzione su questi temi. Io la ringrazio, comandante, per essere stato con noi, grazie e buon lavoro a Patrick Antonello, comandante della Polizia Locale di Treviso. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi.
Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca e con il gesto eroico di due carabinieri della stazione di Riese Pio X che ha consentito di salvare la vita ad un uomo ormai privo di sensi dopo aver inalato il fumo in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Privo di sensi dopo aver inalato il fumo di un incendio divampato nella sua abitazione, è stato salvato dal pronto intervento di due carabinieri che non hanno esitato a rischiare la vita per portarlo al sicuro. Protagonista un 45enne romeno residente a Riese Pio X in via De Gasperi a dare l'allarme ai vicini di casa che hanno visto una densa colonna di fumo uscire dall'abitazione dell'uomo. I carabinieri, giunti poco dopo sul posto, accertata la presenza del 45enne e dopo aver invano bussato, hanno sfondato la porta trovando nella casa invasa dal fumo l'uomo disteso sul letto in stato di incoscienza. I militari sono riusciti a portare il 45enne all'esterno e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio, accertando che le fiamme erano divampate da alcune pentole lasciate sul fornello acceso. La casa è stata dichiarata inagibile. L'uomo è stato portato in ospedale per intossicazione da fumo. Lievemente intossicati anche i due carabinieri, un brigadiere ed un appuntato della stazione di Riese, che grazie al loro gesto eroico sono riusciti a portare in salvo il 45enne. Due persone sono iscritte nel registro degli indagati per la morte di Franco Favaretto, l'operaio 59enne trovato senza vita il 30 giugno nel cortile dello stabilimento di Susegana dove lavorava. Si tratta del direttore dell'unità operativa e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale. L'ipotesi di accusa è omicidio colposo. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto ed ha permesso ai vertici della multinazionale di nominare un proprio consulente da affiancare a quello della procura. L'autopsia ha confermato che la morte è avvenuta per un problema cardiaco. Sarà però necessario attendere gli esiti degli accertamenti di laboratorio, ancora alcuni mesi, per stabilire se vi sia un nesso causale tra il decesso e le condizioni di lavoro. Il giorno della tragedia la temperatura esterna sfiorava i 40 gradi. E torniamo ora a parlare dell'aggressione al pronto soccorso di Conegliano con una dottoressa che è stata colpita alla nuca da un utente nonostante avesse al polso il dispositivo che è stato appunto dato in dotazione dall'azienda sanitaria ai medici per chiamare i soccorsi in caso di questo tipo. Solidarietà alla dottoressa anche dal presidente Stefani. L'aggressore è ora ricoverato in psichiatria. È stata colpita da dietro, è stata colpita alla nuca, poi è intervenuto subito un infermiere, le forze dell'ordine sono intervenute in pochissimo tempo e quindi sono riuscite a sedare l'individuo che ha fatto l'aggressione e purtroppo questi sono eventi che nel momento della cura possono capitare. Un'aggressione alla nuca con 2 pugni e 10 giorni di prognosi per una dottoressa del pronto soccorso di Conegliano è il triste resoconto dell'ennesima aggressione ad un'operatrice sanitaria a colpire un giovane di Vittorio Veneto di circa 30 anni, già noto ai servizi sanitari locali. Un fatto inaccettabile, dice il direttore generale. Inaccettabile in quanto i nostri operatori che si prodigano tutto il giorno per poter curare i nostri pazienti devono essere sicuramente rispettati e non presi di mira come in questo caso qui. Il soggetto è un soggetto in ambito psichiatrico, è stato ricoverato e comunque noi continueremo le azioni di prevenzione che riguardano la formazione personale in tutti i pronti soccorsi, l'utilizzo dei braccialetti che vede la sperimentazione alla fine di quest'anno e soprattutto anche il ridisegno di quelli che sono gli spazi dove il nostro personale lavora appunto per evitare le aggressioni fisiche. La dottoressa ne avrà per poco più di una settimana ed è già stata confortata da direzione e colleghi, ma avrà a disposizione anche uno psicologo. La dottoressa, l'ho sentita, sta bene, si è ripresa e devo dire che un'altra azione che purtroppo è post evento è quella della psicologia ospedaliera che aiuta i nostri operatori nel post trauma. Le aggressioni agli operatori non sono certo una novità, lo scorso anno ne sono stati segnalate 300.
Nel 2025 gli eventi con danno sono circa 300, quest'anno siamo un po' in riduzione, ma poi dobbiamo vedere un po' meglio le statistiche, stiamo lavorando e l'aspetto importante è che ad ogni evento facciamo appunto un'analisi critica proprio per cercare di capire quali sono le modalità che ci aiutano a prevenire questi eventi e lo facciamo coinvolgendo i nostri operatori. Purtroppo, conferma il direttore, chi lavora in ambito psichiatrico corre qualche rischio in più. L'importante per noi è sempre quello di lavorare con tutti i nostri operatori, che ringrazio per il lavoro svolto e anche per il fatto che soprattutto nell'area della salute mentale e dell'urgenza emergenza sono soggetti a questi rischi. Li ringrazio veramente perché il loro lavoro quotidiano che ci consente di prenderci cura delle persone purtroppo ogni tanto vede questi eventi inaccettabili che però dobbiamo mettere in conto, ma lavoreremo sempre per ridurli al minimo. Dopo 2 mesi agli arresti domiciliari sono stati revocati appunto gli arresti per Francesco Saviana, ex professore di religione del Barbarigo, accusato di abusi sessuali nei confronti di minorenni che gli erano stati affidati. Saviane ora è libero ma non può ritornare a Padova, luogo dove sarebbero avvenute le presunte violenze sessuali. Il pubblico ministero Sergio Dini nei giorni scorsi aveva chiesto per l'imputato il giudizio immediato. Il 36enne trevigiano è accusato da almeno 7 tra ragazzi e ragazze di molestie e palpeggiamenti. I fatti sarebbero avvenuti a partire dal 2017. Per questo negli ultimi 3 anni era stato allontanato dall'insegnamento. E continuiamo con la cronaca da Padova, dove il questore Marco Odorisio ha chiuso un bar dell'Arcella dove è morto un uomo a seguito di una lite violenta scoppiata per l'utilizzo delle slot machine. È morto in ospedale dopo 8 giorni di agonia un 54enne marocchino coinvolto in una rissa in un bar dell'Arcella ai piedi del cavalcavia Borgomagno. Il questore di Padova, Marco Dorisi, alla luce dell'ennesimo episodio di violenza che si è consumato all'interno del locale, ha sospeso la licenza e posto i sigilli al bar, che già in passato era stato chiuso altre 2 volte per episodi di violenza e frequentazioni di pregiudicati. La polizia era intervenuta il 29 giugno dopo la segnalazione di una lite tra 2 clienti nella quale aveva preso parte anche il marito della titolare del locale. La rissa era scaturita da un diverbio per l'utilizzo delle slot machine e il presunto ammanco di alcune monetine. Il 54enne marocchino durante la lite era stato spinto ed è caduto a terra sbattendo la testa violentemente contro un tavolino. Portato in ospedale, è morto lo scorso 7 luglio in seguito delle complicazioni. Le indagini della squadra mobile dopo il decesso dello straniero hanno riscontrato come il locale fosse ancora un punto di ritrovo di pregiudicati e spacciatori. Già in passato, nel 2020 e 2021, era stato chiuso per questi motivi, mentre nel 2022 i poliziotti erano intervenuti per un'aggressione dei clienti a colpi di chiavi da meccanico. Per i residenti la situazione critica è cosa nota. So che succede di frequente, ecco. E ci sono insomma brutte frequentazioni? Sì, insomma, ma in generale nella zona, non solo in questo bar, proprio la zona in generale. Dopo la morte del 54enne durante l'ennesima rissa, il questore ha così deciso di chiudere nuovamente il locale per 90 giorni. Una cinquantina di persone sono state evacuate in una struttura ricettiva di Tonezza del Cimone a seguito del fumo procurato da un cortocircuito. In 13 sono finiti all'ospedale per accertamenti, tra loro anche dei bambini. Attimi di terrore nella notte in una casa vacanze di Tonezza del Cimone per una cinquantina di ospiti dell'ACR, animatori, familiari e bambini. In una camera all'interno della struttura di Contravia, una lampada, forse a causa di un cortocircuito, ha cominciato ad emettere fumo, allarmando immediatamente chi stava dormendo. Immediato è scattato il piano di evacuazione. Ordinatamente ma con comprensibile apprensione, adulti e ragazzi sono stati portati nelle aree di sicurezza all'esterno. Mentre arrivavano pompieri e sanitari, è stato avvisato anche il sindaco. Questo caso è andata bene anche perché insomma sono intervenuti gli animatori, colleghi di animatrice che era stata colpita diciamo per prima da questo fumo, e poi sono state allertate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le ambulanze che sono arrivate, ci sono arrivate qui 3 ambulanze più i vigili del fuoco. Colgo l'occasione per ringraziare
le forze dell'ordine per essere arrivati tempestivamente. Sono stati attimi concitati, ma alla fine tutto si è svolto in maniera conforme ai requisiti di legge in caso di emergenza. A drammatizzare gli eventi sicuramente ha contribuito l'ora tarda. Alle 5:03 minuti circa c'è stato questo surriscaldamento di una lampada di una camera di un'animatrice. C'è stato del fumo, in questo caso sono intervenuti i colleghi animatori su 6-7 persone e poi c'erano altri 4-5 che dormivano nella stanza accanto, che sono stati poi accompagnati tutti all'ospedale. Sono stati portati dai vigili del fuoco in ospedale per un controllo ai fini delle emissioni, perché c'era un odore e quindi era solo per capire se questo odore poteva essere critico nei confronti della respirazione delle persone che erano più vicine al punto di crisi. 13 persone, 6 adulti e 7 bambini sono stati alla fine tutti dimessi dopo i controlli effettuati all'ospedale di Sant'Orso senza che si fosse reso necessario l'utilizzo della camera iperbarica. Anche la presenza di monossido di carbonio è stata infine esclusa da un successivo controllo dei vigili del fuoco. Ergastolo chiesto dalla Procura, soluzione invocata dalla difesa, si avvia alle battute finali davanti alla Corte d'Assise di Vicenza il processo a Paola Pettinà, la badante accusata di aver ucciso un'anziana e di aver tentato di uccidere altre 3 persone. La sentenza è attesa per il prossimo 9 ottobre. Sarà il 9 ottobre, il giorno della verità nel processo alla presunta badante killer Paola Pettinà, la 48enne di Bolzano Vicentino, imputata davanti alla Corte d'Assise di Vicenza per un omicidio e 3 tentati omicidi. Dopo la requisitoria della Procura è stata la volta della difesa. L'avvocato Roberto Busa ha chiesto l'assoluzione per le accuse più gravi, sostenendo che non sia stata raggiunta la prova che la morte dell'anziana assistita sia stata provocata dalla somministrazione di psicofarmaci. Secondo la difesa, il decesso è invece riconducibile al progressivo aggravamento delle condizioni cliniche della donna. Nell'ultima udienza, il pubblico ministero Maria Elena Pinna aveva modificato uno dei capi di imputazione, riqualificando un'ipotesi di omicidio in lesioni aggravate. È rimasta però la contestazione di un omicidio, appunto, e di 3 tentati omicidi, per i quali la Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno. L'accusa ritiene che la donna abbia somministrato benzodiazepine in modo volontario alle persone che assisteva, provocando gravissime conseguenze. Ora la parola passa ai giudici della Corte d'Assise. Il 9 ottobre è attesa una sentenza destinata a chiudere uno dei processi più delicati degli ultimi anni del Vicentino, con al centro la tutela delle persone più fragili e il tema della sicurezza di chi viene affidato alle cure di un assistente familiare. A Mestre ora spaccio e uso di stupefacenti in pieno giorno, situazione insostenibile in via Monti. Sul posto il presidente della municipalità Marotta, che chiederà alla polizia locale un maggiore presidio della zona, dai cittadini la volontà di riappropriarsi della via. Quando torno di sera adesso prendo sempre le vie principali senza andare nei vicoli, perché i vicoli ormai a volte anche questa zona qua diventa buio ed è pericoloso. Ogni giorno è una battaglia, insomma. Fajar Ali è un cittadino che dal Bangladesh è arrivato in Italia a Mestre nel 2012 per lavorare a Venezia. Era appena adolescente e ora ha una famiglia con la quale abita in via Monti, via che rientra nel quadrilatero tra via Piave, via Cappuccina e via Fogazzaro, al centro della cronaca per spaccio, accoltellamenti e la presenza di tossicodipendenti che alla luce del sole assumono sostanze stupefacenti approfittando degli anfratti dell'ex sede dell'INPS ora abbandonata. Adesso negli ultimi 2 o 3 anni vedo peggiorarsi anche dal punto di vista della sicurezza, molto peggiorato, perché anche tutto il giorno sono sempre là seduti, 5-6, fanno quello che vogliono, bottiglie per terra, birre, lattine,
cicche, siringhe e tutto questo sempre là, e poi c'è un caos assurdo e non capisco. Eppure polizia locale qua, che l'altro giorno abbiamo trovato proprio davanti al cancello il pipì umano, vomito, e sono tutte cose che davanti a un palazzo residenziale non è senso della sicurezza, tutto qua. In via Monti anche il presidente della municipalità di Mestre, che con pinze raccoglie rifiuti e sacco nero ha cominciato a ripulire la strada. Vivere una vita dove devi avere quasi paura, no? Anzi non quasi, devi avere paura di dire a una persona guarda che devi buttare la bottiglietta, la devi buttare nel sacchetto della spazzatura, e comincia a essere una vita eroica. Ci sono problemi di ordine pubblico e di sicurezza. Il fatto che ci siano spacciatori ma anche e soprattutto consumatori tossici che si nascondono qui. Io chiederò comunque alla polizia municipale, alla polizia locale di vedere un attimino, di passare qualche volta in più, magari di sera o di notte. Ad allertare il neoeletto presidente della municipalità la prima firmataria del gruppo di cittadini di Riprendiamoci Via Monti per denunciare lo stato di abbandono istituzionale e di degrado della zona. Dal presidente l'impegno a rivitalizzarla. Cercheremo di sviluppare, io cercherò di svilupparlo anche con i nostri consiglieri di municipalità, perché penso che la politica non possa essere solamente quella fatta dai banchi di un consiglio comunale o di un consiglio di municipalità, è anche fare in mezzo alla gente. La gente che vive tutti i giorni quello che dovremmo vivere tutti, una città serena e sicura. Dai cittadini invece l'idea di organizzare eventi per fare in modo che ci si possa incontrare e conoscere tra residenti, creando così un primo piccolo presidio di sicurezza. Proporrò così almeno quantomeno una cena conviviale dove possiamo conoscere di nuovo i nuovi residenti del palazzo. E qua invece tutta la zona è andata un po', vedo tante persone anche dell'est Europa, quindi famiglie dell'est Europa che sono arrivati, un po' di noi bengalesi che stanno comprando in zona, però per quanto riguarda quelle che fanno casini e baldoria non c'entrano nulla con le persone che vivono i palazzi qua. E proprio per il degrado e la mancanza di sicurezza a Mestre, il PD attacca le politiche dell'amministrazione comunale. Bravo Marotta che va in giro per la città, però sicuramente non risolverà lui la situazione. È uno sguardo disincantato e piuttosto critico quello del consigliere comunale Paolo Ticozzi di fronte alle prese di posizione del neopresidente di municipalità di Mestre Gennaro Marotta sullo spaccio di droga in via Monti e più in generale in città. È quantomeno ridicolo che Marotta scopra oggi, dopo 11 anni di governo del destra-centro in città, la situazione problematica di alcuni quartieri, di alcune vie. È ancora più paradossale che voglia farsi carico lui come presidente di municipalità, e ricordiamo le municipalità col destra-centro sono state azzerate per quanto riguarda sia i denari ma sia soprattutto i poteri della situazione. Ancora una volta la sicurezza è stata un tema portante della campagna elettorale della coalizione che da quasi una dozzina d'anni amministra la città, sostiene Ticozzi, soprattutto a suon di slogan. Noi è anni e anni che chiediamo una presenza sul territorio dei vigili di quartiere. Ben venga se si andrà in questa direzione, poi l'annuncio come al solito è roboante di 200 vigili, il bando appena uscito è per 18. Per Ticozzi non ci sono dubbi che la situazione sicurezza a Mestre è in ulteriore peggioramento e non è più un'emergenza, perché un'emergenza è per definizione un fatto improvviso, imprevisto e fuori dall'ordinario. La situazione di Mestre invece è cronica, cioè un problema ininterrotto nel tempo da molti anni e oramai radicato in ampie zone della città. Soprattutto le forze dell'ordine a livello più alto dovrebbero andare a bloccare quei flussi enormi di droghe che arrivano in città e che alimentano un mercato che crea tutti questi problemi. Dall'altro lato bisognerebbe fare un maggiore lavoro dal punto di vista sociale, andando a far sì che le persone senza dimora che usano droghe e che vivono per strada e che creano disagio a tanti cittadini con il loro stare in strada, abbiano dei luoghi dove poter andare molto più tempo e che vengano impiegate per fare dei piccoli lavori in modo che possano utilizzare il loro tempo in modo più positivo. E situazione di degrado anche nel cuore di Treviso. Siamo in pescheria dove chi lavora in questa, che è una delle aree più conosciute anche dai turisti della città, racconta di trovare ogni mattino bivacchi, sporcizia e gente che dorme per terra. Vediamo.
Io adesso poi che c'è di turismo mi vergogno io per loro. Vedere sto degrado qua, foglie dappertutto, squassi, immondizie, gente che dorme, hai visto? Racconta così uno dei volti storici della pescheria la situazione dell'isola in mezzo al Cagnan, cuore della città che di sera viene letteralmente occupato da individui senza fissa dimora che bivaccano per tutta la notte. 7 e mezza della sera e stanno qua, non ti dico qua. Dopo caricano i telefoni sulle spine, perché sulle spine c'è la corrente, caricano il telefono, bevono, mangiano. Ti dico, sono stanco ogni mattina di pulire sempre il banco. Ma anche qui dietro, dove iniziando molto presto al mattino, non c'è giorno che non riservi sorprese. Stamattina siamo arrivati qua in pescheria alle 5 e mezza, c'era uno che dormiva là. Aveva la bottiglia là, aveva perso anche gli occhiali, erano là per terra, noi li avevamo lasciato là. Quasi un hotel a cielo aperto con rifiuti annessi. Davanti il banco c'era stamattina, che ogni mattina sono barattoli di birre, sono i cosi delle pizze, i cartoni delle pizze, scatole di sardina, sigarette. Ma è tutta l'area che secondo chi ci lavora ha bisogno di maggiore attenzione, a partire dalle scritte che imbrattano ovunque, dalla tracchita esterna agli elementi in acciaio fin sulle piastrelle. Chissà cosa direbbe l'architetto Follina che le volle nel progetto di questi nuovi spazi dopo quasi un secolo dei vecchi banchi del pesce. Incuria anche per il lampione centrale che da anni attende di tornare integro. Vandalismi gratuiti e bivacchi che le telecamere di zona dovrebbero segnalare costantemente. Chiedo un immediato, come si dice, passaggio o di vigili o di qualcuno che vengano a controllare, che stiamo andando sempre peggio. Certo, lascia perplessi il passaggio da città dipinta a città verniciata, con i turisti che alzando gli occhi dal tavolino a ridosso del Cagnan dovrebbero godersi ben altra visuale. E parla col sindaco, che Mario, avevo avuto una riunione 15 giorni fa, mi aveva promesso, ma andiamo, non c'è mai stato nessuno. Lei si vergogna come cittadino, non solo come imprenditore? No, come cittadino, perché io sono nato qua, sono nato in via Pescatori e sono uno dei pochi e veri trevigiani, io sono nato dentro le mura. E vedere sto coso qua. Una volta non era così. No, adesso non voglio dire niente, ma quando c'era Gentilini. E restiamo a Treviso, dove sono sempre più tesi i nervi tra Cassugana e Fondazione Cassamarca dopo la decisione di quest'ultima di non rinnovare gli affitti ai 2 locali sotto Palazzo Monte di Pietà, e fioccano le critiche anche da parte dei giovani che frequentano questa zona centralissima di Treviso. Ogni scelta incide sul futuro della nostra città e quindi io chiedo a gran voce e con grande determinazione che le scelte, soprattutto quelle più delicate e strategiche, debbano essere condivise con l'amministrazione. Messaggio chiaro da Cassugana a Caspineda. L'avvocato Garofalo non è un presidente padrone e Fondazione Cassamarca, in quanto espressione dei trevigiani, non può prendere decisioni senza confrontarsi con la comunità a cui appartiene. Soprattutto se si tratta del cuore della città, come il futuro del Monte di Pietà e dei locali annessi. Dire che il sindaco Conte si è irritato per le decisioni del presidente Garofalo è riduttivo, soprattutto all'indomani del rifiuto di discutere anche di una possibile cessione degli immobili fino ad ora occupati da 2 attività dedicate ai giovani, appresa come tutto il resto della vicenda dalla stampa. Dispiace di apprendere di certe scelte soltanto dagli organi di stampa, senza un minimo di condivisione e soprattutto senza tener conto dell'impatto negativo che questa scelta porta, per esempio, nell'ambito delle politiche giovanili, perché quei 2 locali che erano gestiti bene erano un vero e proprio punto di riferimento per la comunità trevigiana. E che la decisione di Fondazione stia alimentando lo scontento dei trevigiani, soprattutto tra le giovani generazioni, lo testimoniano i commenti davanti alle prime stanze desolatamente vuote. Decisamente un po' di amarezza c'è, un po' di nostalgia anche già adesso, nonostante siamo ancora fisicamente dentro. Quello che volevo dire innanzitutto è la solidarietà da parte del popolo trevigiano, che sono giorni che ci chiede che futuro può avere questo posto, cosa possiamo fare noi, anche perché è un bar che è qui da sempre, praticamente. Se lo ricordano tutti con molta nostalgia anche loro, avevano clienti che da 60 anni praticamente girano queste parti e c'è molta amarezza anche in loro, sicuramente.
oltre che la nostra, arriva anche da parte loro. Anche il futuro di questi locali l'avvocato Garofalo ha deciso di raccontarlo ad altri, ma non al sindaco, che a questo punto, a nome di tutta la comunità trevigiana, pretende delle serie spiegazioni, sottolineando che l'era De Poli a Treviso è tramontata da tempo. Sono scelte che sono slegate in questo momento da un progetto di crescita della città di Treviso. Chiederò un appuntamento formale proprio per capire quale destino dare a quegli immobili, ma soprattutto capire se quella destinazione poi sarà funzionale a un percorso di crescita della città. Intanto si spengono già definitivamente le prime luci. Domani sarà la conclusione definitiva della storia del Clockroom qui, la Pace il 26 è l'ultima data di operatività, esattamente. Adesso penseremo di fare un saluto anche noi magari il 26, vi terremo aggiornati. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. La nostra montagna e proprio in questi giorni è ripartita la campagna organizzata da DMO Dolomiti Bellunesi in collaborazione con il soccorso alpino, campagna Montagna Consapevole. Vedo che abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Dimitri De Gol, vice delegato del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Buongiorno, grazie per essere con noi, la vediamo con l'elicottero dietro, so che è in servizio e quindi grazie per aver trovato questi minuti di tempo per fornire tutta una serie di indicazioni che in queste ore state appunto divulgando con questa campagna a tutti i frequentatori della montagna. Gite bellissime, soprattutto nei fine settimana che vedono affollate le nostre montagne, ma da affrontare appunto con consapevolezza, perché i rischi ci sono sempre. Quali sono quindi gli elementi più importanti che voi sottolineate sempre a tutti coloro che si recano in montagna? Sì, buongiorno, grazie a voi per questo spazio. Confermo quello che ha appena detto, appunto, importanza della consapevolezza di chi frequenta la montagna. Noi siamo in questo momento appena rientrati e prendo questo spunto come esempio da un recupero nelle Dolomiti d'Ampezzo per un escursionista che aveva sbagliato sentiero. Ha sbagliato sentiero andando a mettersi in una condizione veramente pericolosa, in una parete quasi verticale, dove siamo dovuti intervenire con l'uso del vericello, proprio perché, a detta sua, stava seguendo correttamente una traccia scaricata da internet. Ora, tra i tanti consigli che diamo, ma parto appunto da questo, è non affidarsi solamente alla traccia che scarichiamo, perché, come ho spiegato proprio a questo ragazzo, un errore di qualche metro sul piano può voler dire centinaia di metri di distanza su quella che è una parete verticale, quindi non possiamo sicuramente fare affidamento su GPS e tracce scaricate da internet se ci stiamo muovendo su una parete. Allo stesso modo dobbiamo comunque aver ben presente l'andamento meteorologico della giornata. In questi giorni di caldo è importante idratarsi, è importante avere tutte le accortezze per non patire il caldo e la disidratazione, e questo mi fa collegare per esempio a una corretta pianificazione della gita durante la giornata. Bisogna partire nelle ore proprio mattutine, fresche, per evitare di essere in cima alle montagne proprio in queste ore dove il caldo è veramente in certe zone torrido e può creare dei problemi. Dobbiamo appunto continuare a verificare sempre l'adeguatezza della nostra attrezzatura e la nostra capacità in relazione ai nostri compagni di gita, che a dettare il ritmo sarà sempre e comunque il compagno più in difficoltà o più debole del gruppo, e quindi anche nel calcolo dei tempi di percorrenza dovremo andare a fare queste considerazioni. Stessa cosa, il livello di difficoltà va tarato sulle capacità nostre e dell'eventuale membro più debole della comitiva, insomma.
Ecco, stiamo assistendo nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ad un notevole incremento della presenza di escursionisti sulle nostre montagne. Sicuramente è un dato positivo che in tanti apprezzino la bellezza di questi luoghi. Certo è che l'overtourism spesso porta a affrontare delle gite, delle camminate, delle passeggiate senza i dovuti accorgimenti, senza la dovuta preparazione, senza la programmazione che invece è indispensabile, a partire dall'abbigliamento, no? Dalle calzature, dallo zaino. In questo senso, quindi, quali sono i vostri suggerimenti? Sì, come ha detto giustamente, la montagna è negli ultimi anni sempre più frequentata e questo non può che farci piacere, perché comunque tutti i territori che vivono di turismo e che hanno piacere di mostrare le bellezze del proprio territorio ai turisti, ai visitatori, sono contenti che questo avvenga. Ovvio che l'altro lato della medaglia è una popolazione che aumenta in montagna e che aumenta magari a volte non sempre in modo consapevole. Questo fa sì che appunto da questo concetto nascono iniziative come quella di Montagna Consapevole e con l'aiuto di appunto tutti gli enti che ne hanno collaborato, per far sì che la gente che si avvicina a questi territori, che non sono conosciuti ai più, o non tutti hanno la consapevolezza, appunto mi piace questo termine, di quello che vanno ad affrontare, riescano a trovare le informazioni e le dovute nozioni per frequentare l'ambiente in maniera un po' più sicura. Se da un lato l'utilizzo di attrezzatura, che è uno dei principali problemi, non adeguata, negli anni è un po' risolto, vuoi perché la gente forse economicamente sta anche un po' meglio, vuoi perché l'uso dell'attrezzatura e del vestiario tecnico cosiddetto è un po' più comune rispetto a qualche anno fa. Rimane ancora molto da fare sulla consapevolezza e sul lavoro che dobbiamo fare per informare le persone, per fargli capire che muoversi a 2.600 a 3.500 metri di quota, come può accadere sulle Dolomiti, non è esattamente come muoversi in fondovalle, perché basta una nuvola, basta un temporale violento che, sapete, ultimamente sono anche sempre più difficili da prevedere o comunque non facilmente localizzabili, per cambiare le condizioni della nostra gita e mettere l'escursionista in seria difficoltà. Esiste poi, quello che ho già detto prima, tutta la problematica legata allo scaricamento di tracce o alle informazioni acquisite direttamente da internet e non dai veri conoscitori, quali possono essere le guide alpine, il soccorso alpino, le sezioni del CAI locale, che possono dare informazioni dettagliate e aggiornate rispetto ai percorsi che vogliamo andare a fare, insomma. Certo, senz'altro. Volevo fare un veloce passaggio con lei, De Gaulle, anche sulla questione delle biciclette, perché nell'ultimo periodo, insomma, è diventato molto di moda andare in montagna con la bicicletta, le bike, eccetera, e si verificano spesso anche degli infortuni con le biciclette, perché magari si prendono anche dei sentieri che non sono adatti ad essere percorsi con le due ruote. Sì, certamente negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento delle bike, come giustamente diceva, le bici a pedalata assistita, c'è un aumento di frequentatori della montagna anche con questo mezzo di trasporto. Ovviamente aumentando le persone che frequentano la montagna con la bici, aumentano anche gli incidenti. Ricordiamo che molto spesso chi utilizza la bici elettrica non sempre è un frequentatore abituale non è un ciclista, non è uno che va spesso magari con la mountain bike, ma affitta le bike convinto che con meno fatica si possano raggiungere tutti i luoghi della montagna. Ora, se questo è vero rispetto alle strade silvopastorali, alle strade forestali, magari non è sempre vero sui sentieri. È anche vero che la bici elettrica, anche se io non sono un esperto di bicicletta, ma
pesando di più e avendo una struttura molto più robusta è più difficile da guidare, soprattutto sui terreni sconnessi, e quindi a maggior ragione rende difficile la percorrenza e di conseguenza più facile l'incidente. Ecco, un'ultima cosa, volevo chiederle... Sì, poi mi spiace, ma vi devo salutare perché vedo che ci stanno chiamando per un intervento, quindi se è un'ultima battuta volentieri poi... Vabbè, se deve andare, per carità, non voglio interrompervi nel vostro l'ultima battuta possiamo ancora farla volentieri. Battuta proprio velocissima, so che voi insistete molto anche su questo, sull'assicurazione, sull'opportunità insomma di assicurarsi quando si va in montagna, perché nella malaugurata ipotesi che dovesse capitare qualcosa, sappiamo che anche gli interventi con l'elicottero rischiano poi di costare pure parecchio alla persona che si è infortunata. Sì, giustamente lì dipende molto dalla regione dove ci troviamo, perché non tutta l'Italia è uguale. In Veneto esiste una delibera di giunta regionale che codifica questa cosa e quindi può esserci in alcuni casi anche la possibilità che chi viene recuperato dall'elisoccorso, se non ha problematiche di tipo sanitario, possa dover compartecipare alla spesa che comunque la regione sostiene per garantire questo servizio. Ovvio che chi va in montagna e va frequentemente in montagna, potendo correre il rischio di incappare in un incidente o in un errore, perché io credo che tutti, anche i più esperti, possano un giorno avere il cosiddetto colpo di sfortuna e incappare in un errore, in un incidente, e quindi aver bisogno di un recupero. Ecco che noi consigliamo vivamente che chi frequenta questo tipo di attività si munisca di assicurazione in modo da essere tutelato anche in questo caso. Ecco, io la ringrazio, allora vi lascio andare al vostro lavoro preziosissimo naturalmente, soprattutto in queste giornate di grande afflusso in montagna. Grazie a Dimitri De Gol. Grazie a voi tutti. Buona giornata e buon lavoro. Naturalmente per i telespettatori sappiamo che tutte queste indicazioni che ci sono state fornite sono poi consultabili alla pagina internet, al sito internet ufficiale del soccorso alpino, in questo caso delle Dolomiti Bellunesi. Ritorniamo ora a Treviso per parlare di una storica attività che proprio ieri ha chiuso i battenti dopo 70 anni. Sono i Vivai, il Garden Center Barbazza di San Pelaio. Ecco, dobbiamo vedere il servizio tra poco relativo proprio all'ultimo giorno di attività di questo storico punto vendita, punto attivo da oltre 70 anni nel quartiere di San Pelaio. Un attimo di pazienza. Ogni scelta incide sul futuro della nostra città e quindi io chiedo a gran voce e con grande determinazione che le scelte, soprattutto quelle più delicate e strategiche, debbano essere condivise con l'amministrazione. Messaggio chiaro da Casugana a Caspineda. L'avvocato Garofalo non è un presidente padrone e Fondazione Cassamarca, in quanto espressione dei trevigiani, non può prendere decisioni senza confrontarsi con la comunità a cui appartiene. Soprattutto se si tratta del cuore della città, come il futuro del Monte di Pietà e dei locali annessi. Dire che il sindaco Conte si è irritato... Ecco, questo evidentemente era il servizio che abbiamo visto prima relativo alla polemica tra Fondazione Cassamarca e il Comune di Treviso sulla chiusura di alcune attività alle quali appunto Fondazione Cassamarca non ha rinnovato il contratto d'affitto. Vediamo ora il servizio sul Garden Center Barbazza che chiude appunto nel quartiere di San Pelaio. Sì, c'è un po' di inevitabile malinconia per un momento, insomma, della inevitabile chiusura. Perché inevitabile? Perché l'azienda è così costretta in un ambito ridotto per la logistica, per le strutture che sono vecchie, vecchi paroni e
c'ha l'azienda, avrebbe bisogno di interventi strutturali costosissimi. Ultimo giorno di apertura al Vivaio Barbazza, che per oltre 75 anni ha tenuto il presidio San Pelaio, un punto di riferimento per tutta la comunità, non solo quella innamorata delle piante. Ma il tempo passa e il titolare non fa mistero che il rinnovamento sarebbe stato oneroso e difficile. Meglio allora trasferire tutto da lunedì nella sede sul Terraglio e lasciare spazio alle figlie, che hanno già costituito una nuova società tutta al femminile. Le giovani interpretano lo spirito del tempo, lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, e quindi lo spirito del tempo significa che attenzione all'informazione, alla vendita telematica, alla cura delle piante sotto il profilo di non usare pesticidi, la sanità. Ecco, questo è giusto che lo perseguano i giovani. Noi siamo un'altra generazione. Io ho 81 anni. Tutto è stato accelerato dalla recentissima morte del fratello Franco, quindi la cessione dell'area ai fratelli Cazzaro, che costruiranno una palazzina residenziale, sperando che resti molto verde. Nel frattempo Daniele si occuperà del settore bonsai a Villorba, che dice ha molto potenziale inespresso. È ancora una volta quella che raccontiamo, una Treviso che cambia, ma senza dimenticare le sue storie. È nato come hobby. Noi fratelli non avevamo nessuna idea ma i fatti si occuparono di modificare il nostro futuro, nel senso che sono mancati ancora giovani i nostri genitori, e quindi l'impegno provvisorio, come spesso accade, divenne definitivo. Nel corso della lunga carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti ed è stato tra i primi italiani ad andare in Cina ed in Oriente subito dopo i fatti di Tiananmen. Se vorranno interpellarmi sono a disposizione come genitore, come zio e anche, per quel che vale, come conoscitore del settore. Caldo e siccità e emergenza idrica, la CGIA di Mestre lancia l'allarme, il 42% dell'acqua immessa in rete viene persa, appello alle istituzioni affinché intervengano sulle tubazioni. Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Con un'estate caratterizzata da caldo intenso e siccità, la CGIA di Mestre lancia l'allarme sulla dispersione idrica in Veneto, dove il 42,2% dell'acqua immessa nella rete viene perso. Si tratta di circa 154 litri al giorno per abitante, con un danno economico stimato in 758 milioni di euro. Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Tra i capoluoghi veneti, Belluno registra la dispersione più elevata con il 64,2%, seguita da Venezia al 41,7% e Rovigo 37,4%, mentre Vicenza e Treviso risultano le città più virtuose. La CGIA di Mestre sottolinea inoltre che la crisi idrica sta colpendo anche le imprese ad alto consumo d'acqua come i comparti tessile, petrolchimico e manifatturiero. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese. Overtourism sul Cansiglio, torniamo in montagna, si va verso il biglietto d'accesso e la prenotazione per salire sull'altopiano, tavolo di discussione sulle modalità con Veneto Agricoltura ed i comuni del territorio. Ticket d'ingresso per salire sul Cansiglio, come le località blasonate delle tre cime di Lavaredo, il lago di Braies, i serrai di Sottoguda o Venezia, anche l'antico Bosco d'Areme della Serenissima avrà un biglietto d'ingresso per regolamentare il flusso turistico che, soprattutto il sabato e la domenica, vede migliaia di gitanti salire dalla pianura infuocata sull'altopiano per godere del fresco della foresta e della bellezza del paesaggio. Risultato: parcheggi esauriti già di primo mattino
e auto in sosta dappertutto. In alcune domeniche si è arrivati anche a 10.000 veicoli. Di qui la necessità di trovare una soluzione. Veneto Agricoltura ne sta discutendo con i sindaci del territorio a cavallo tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone. L'area del Cansiglio è un'area sensibile e proprio per questo motivo abbiamo deciso, assieme ai sindaci del territorio e all'assessore regionale di competenza Bond, di istituire un tavolo per discutere delle varie problematiche di quest'area, in particolare dell'overtourism. Non vogliamo più vedere auto che parcheggiano in maniera selvaggia nel territorio. Non a caso abbiamo allargato l'area camper per dare dei servizi, ed è ovvio che a fronte dei servizi che andremo a dare sarà corretto anche chiedere un corrispettivo ai turisti che si recano in questa area che è fondamentale per il nostro territorio. L'esempio potrebbe essere quello di Auronzo, che ha istituito l'obbligo di prenotazione per la strada a pedaggio che sale sulle Tre Cime. Nel caso del Cansiglio, i soldi del ticket potrebbero essere investiti in servizi per i turisti e per la manutenzione di sentieri e piste ciclabili. Visita sul litorale veneziano ieri e oggi del cardinale Parolin, sottosegretario di Stato Vaticano. Una visita dai contenuti molto importanti, soprattutto per il tema della pace. Ci aggiorna in diretta al telefono il nostro Lorenzo Maier. A te Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Marta, ai nostri telespettatori buona domenica a tutti. Sì, dicevi giustamente una domenica, un weekend importante sul litorale veneziano, perché in queste ore sta ricevendo la visita del segretario di Stato e di Sua Santità, Cardinale Pietro Parolin, che come sappiamo tutti è ovviamente veneto, per cui è una sorta per lui anche di ritorno a casa, due momenti molto densi, molto importanti, a cui segue dopo la visita anche del cardinale Pierbattista Pizzaballa a Venezia. E la pace è stata al centro ieri della visita del cardinale Parolin a Bibione, cardinale che è stato ospite a Bibione per intervenire alla festa di Avvenire e ha presieduto l'Eucaristia alle 19 di ieri nella chiesa di Santa Maria Assunta della diocesi di Pordenone, con vescovo ovviamente Monsignor Giuseppe Pellegrini, i concelebranti, e dopo la messa c'è stata un'intervista del cardinale da parte dei giornalisti di Avvenire sul tema "La pace è la forma più alta dell'amore". Questo è il titolo che la parrocchia di Santa Maria Assunta ha scelto per la sua tradizionale rassegna di appuntamenti estivi. Quindi si è parlato di pace, di come costruire la pace e di quello che i cristiani possono fare per realizzare nel loro piccolo quotidiano anche un mondo di pace. Una visita molto importante. Dopodiché da Bibione oggi la scena si sposta a Caorle per la festa della Madonna dell'Angelo. Qui siamo nella diocesi di Venezia, infatti ci sarà il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia tra i concelebranti. Il cardinale Parolin parteciperà questo pomeriggio alle 17:45 ai Vespri Solenni e poi alle 21 presiederà l'Eucaristia appunto nel Duomo di Caorle, dove si festeggia, diciamo così, si celebra il ritorno anche di un'immagine molto sentita a Caorle, a cui la città di Caorle è molto devota, che ritorna nella sua sede, appunto quella della Madonna dell'Angelo. Ci sarà la celebrazione eucaristica alle 21, mentre ieri è stato il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia a presiedere a Caorle la messa. Dopo alle 22 circa ci sarà ovviamente la processione storica, tradizionale, molto sentita, molto suggestiva, e anche uno spettacolo pirotecnico di fuochi d'artificio proprio per questo appuntamento. Chiaramente la visita del cardinale Parolin era molto attesa, è stata preparata
per mesi. Ieri poi a Bibbione il cardinale Parolin ha avuto modo anche di pranzare insieme ai parrocchiani, alla diocesi, quindi ha avuto un contatto anche con il territorio. Oggi sarà altrettanto, perché riceverà l'abbraccio e la testimonianza di affetto di tutti i partecipanti alle 21 della messa Eucaristia solenne a Caoro, e poi da domani il cardinale Parolin si sposterà in Trentino per alcuni giorni di riposo a Stiloro, e anche lì chi si troverà lì avrà modo di incontrarlo, perché lui, come avviene peraltro da molti anni, ha chiesto di poter celebrare da martedì a sabato, pensate, la messa del mattino, una cosa molto semplice, alle 8, quindi ci sarà per chi è da quelle parti l'occasione di incontrarlo. Ma intanto Caore si prepara a una grande serata di festa, di devozione e anche di impegno, così come è stato ieri per Bibbione. Grazie a Lorenzo Maier. Noi ora proseguiamo con un servizio che ci arriva dalla redazione di Treviso, dove è stata inaugurata in comune la mostra dei lavori artistici realizzati al gruppo anziani, occasione in cui il comune ha annunciato anche il ritorno dei soggiorni climatici. Questo quadro è stato fatto da un'anziana di 93 anni, Stella Angelina, che si diletta a dipingere, è tutta contenta quando viene al centro a dipingere. Nell'atrio di Cassugana in mostra i lavori del gruppo anziani Treviso Tordini, paesaggi, volti, nature morte realizzati dai partecipanti del corso avviato fin dal 2020, una delle tante attività svolte durante l'anno nel centro di via Comunale delle Corti, con in più la possibilità di esporre i quadri in municipio, dove i cittadini li possono visitare liberamente. Dà visibilità ai soci del gruppo pittura, che praticamente sotto la guida del professor Scomparin ha potuto realizzare dalle dimensioni, prospettiva, acquarelli e abbinamento colori queste opere e dare soddisfazione ai soci. Centri anziani che in queste settimane di caldo intenso costituiscono non solo un presidio di socialità contro la solitudine, ma anche contro le alte temperature. Sono i condizionatori d'aria che garantiscono il fresco per gli anziani, giocano a carte, a burraco, leggono il giornale e passano il pomeriggio, che frequentano abitualmente tutti i giorni, saranno dai 60 ai 70 persone. Abbiamo un numero di soci che abbiamo raggiunto i 400 soci nell'anno 2026. Dopo lo stop imposto dal Covid per gli anziani trevigiani, tornerà dal prossimo anno anche un appuntamento atteso. Abbiamo pensato ancora di più di sostenere questi centri ricreativi e di dare un'opportunità a tutti i trevigiani che non li frequentano per poter il prossimo anno vivere un'esperienza insieme d'estate, quindi torneremo ai soggiorni climatici. Cercheremo di estendere queste opportunità e quindi lo faremo come comune in modo da toccare anche quei territori o quei quartieri che non hanno questo tipo di opportunità. Ed era questo l'ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Come sempre dopo la sigla vi lascio al nostro meteo con le previsioni del tempo sul nord-est. Buon pomeriggio.